Ciao a tutti, ciao Linda. Ciao Erika. Com'è trovarti qui dopo un anno dalla selezione? È sempre un'emozione forte, però in altri termini è un'emozione intensa però diversa, perché l'anno scorso ero piena di adrenalina, ero carica, speranzosa, però ovviamente senza certezze. Invece adesso sono qui e mi sono resa conto che un anno è passato e sono felicissima. E ovviamente mi metto nei panni delle ragazze, quindi immagino la loro trepidazione. Ecco, bene. Tra qui ci sono tante ragazze. C'è qualcuna che ti piace particolarmente il modo di parlare, magari anche di porsi? Sì, ho già addocchiato qualcuna che anche a livello estetico ha un viso angelico, comunque ha un portamento elegante, e ho visto anche ragazze che sembrano anche piuttosto aperte e spigliate, però ovviamente non posso esprimere le mie preferenze perché non voglio sbilanciarmi troppo. Esatto, bravissima No, Linda. bisogna sbilanciarsi. Sei pronta? Pochi giorni, una settimana e via al lancio. Per me è un'emozione ancora forte. Sono contenta sia Linda quest'anno, aprirà le danze è uno dei momenti più belli del nostro carnevale, quindi com'è? Come ti senti? Guarda, io sono piena di adrenalina, non vedo l'ora e forse devo ancora rendermene conto che succederà. Forse nel momento in cui vedrò tutta la piazza, un attimo prima di buttarmi, allora là forse sì, comincerò a realizzare. Per adesso sembra ancora un sogno che sì, ho la consapevolezza sia realizzato, però ancora non ho metabolizzato la cosa e quindi non vedo l'ora che succeda proprio per rendermene conto sul serio. Però veramente è una cosa che desideravo fin da bambina, quindi è veramente una cosa tanto forte per me. Benissimo, in bocca al lupo, quindi Linda, buon carnevale, divertiti, Grazie. goditelo a pieno perché sarà unico, te lo assicuro. Lo so, lo si legge ancora nei tuoi occhi a distanza di un anno. Ecco, sono ancora emozionata. Sempre in termini di volo, la Maria dell'anno scorso è appena volata via, quindi mi faccio l'intervista da sola. Linda, allora quest'anno com'è andato? È volato quest'anno? Sì, veramente è volato sul serio perché è stato veramente un battito d'ali, è volato e è stato molto intenso per quanto breve, perché la percezione è stata appunto ok, vorrei durasse di più, però ho vissuto tantissime cose e veramente auguro alle 12 Marie, che ovviamente sono coinvolte anche loro durante l'anno, di viverselo appieno, e soprattutto alla Maria vincitrice che si goda ogni momento perché veramente vola, letteralmente, sempre rimanendo nel tema.